Ragazzi, siamo tornati, un'altra puntata di Sottobanco. Oggi sono felicissimo perché abbiamo un ospite illustre. Abbiamo Mauro. Troppo buono. È un piacere averti qui con noi. Ci spiegherà cosa fa della vita. Però, come sempre, prima di iniziare, mi piace sempre presentare la nostra voce fuori campo. Eccomi qui, buonasera. Buonasera. Ci siamo? Ci Mauro? siamo. Sì, ci siamo. Allora, iniziamo questo percorso, raga, un'altra puntata, quindi un argomento ovviamente nuovo, con un'esperienza nuova che sentiamo, insomma. Spiego a tutti il giochetto come sempre, ogni tot che parliamo, chiacchieriamo, chiederò al nostro ospite di mettere la mano sotto banco e ci saranno delle sorprese. Non prendere paura. Esatto, perché sei mano sotto banco. Bene, Okay. Mauro, raccontaci, la tua, non dico passione, è anche passione. Anche sì. Cosa fai? Spiegaci un attimo, come mai, insomma, oggi ti ho invitato qui, se vuoi un attimo presentarti e... Appunto il nome lo sapete, insomma l'avete capito, mi chiamo Mauro, sono ormai stagionato, devo dire. No, dai. E faccio un mestiere che viene considerato un po' così, unico al mondo se vogliamo dire, perché Assolutamente. esiste solamente a Venezia, per cui credo che già qualcuno che ci sente o che ci vede potrà già immaginarsi cosa potrebbe essere. Anche perché di là che sia un lavoro unico al mondo, Venezia, è anche, cioè, insolito come lavoro, no? Sì, insolito, comunque posso dirlo cosa faccio? Certo, Quindi, assolutamente. avranno già capito, insomma, sono gondoliere e da diversi anni, ormai quasi 40 ufficialmente. Mamma, Sì, 40 anni. Beh, certo, se c'è l'età c'è anche il servizio, insomma, comunque. Madonna santa. E- Quindi 40 anni Sì. che eserciti questa professione, ma penso che per tutto ci vuole passione, quindi sicuramente, sicuramente. c'è molta passione. C'è la passione, c'è anche il gioco, perché all'inizio è stato una sorta di gioco. Non dovevo fare questo mestiere. Io sono un uomo dotato, diciamo, per questioni tecniche e manualistiche e di conseguenza dovevo fare tutt'altro, dovevo fare il meccanico, fare l'elettromeccanico, insomma, così. Poi per caso, con degli amici che facevano canottaggio assieme a me, mi hanno detto: se vuoi venire a provare, un fratello di questo faceva già il gondoliere. Io ho detto: guarda che non so vogare l'inglese perché facevo canottaggio, ma non so vogare la gondola. Non preoccuparti, ci insegna lui. Insomma, per fartela abbastanza breve, da una prova poi è rimasta questa... Allora, era un bivio all'inizio un po', da una parte dovevo rimanere a fare il gondoliere e da un'altra parte però mi spingevo a fare il mio lavoro, volevo fare Certo. il tecnico, insomma, volevo andare a lavorare su un cantiere, che poi invece non è stato così. E ho scelto poi alla fine di fare il gondoliere. Che poi all'epoca magari era un lavoro che era già consolidato o era un lavoro in via di sviluppo? Consolidato, però era poco amato dai giovani, cioè c'erano pochi giovani quando ho cominciato io. Non c'era ancora quel movimento che magari Non c'era il adesso. turismo di massa come poi è arrivato. Io ho cominciato appunto nell'84 ufficialmente, ma dall'81 già in categoria, per cui in quegli anni si sviluppava a Venezia il turismo di massa. Sarei stato molto curioso di vedere come è stato l'inizio, però come sempre questa è la prima volta, quindi Mauro, non prendere paura, metti la mano sotto banco. Eccola, ragazzi, Attenzione. metto la mano. Sinistra o destra? Destra, no, sinistra. Questa qua. Ok. Ok. Qualunque oggetto senti, tiralo fuori. Attenzione. Attenzione, ma c'è. Primo oggetto. Cerca. Eccolo qua. Oh là. Attenzione. Cos'è? Dici pure. Fallo pure vedere la telecamera. Parliamo di Treviso, no scherzo. Parliamo di Venezia. Una cartina, giusto, mi sembra. Sì, mi pare una cartina, sì. Venezia, lei tu stavi spiegando. Venezia, no? Penso che il turismo è un po' il fulcro, no, di questo... Sì, direi sì, in assoluto è il pezzo, la punta di diamante di Venezia. Tutto il resto, insomma, è un po' complementare, ma insomma il turismo è il trainante. E come lo vedi anche negli anni? Comunque 40 anni, penso che ne hai viste di tutti i colori, clienti di tutti i tipi, però Sì. cos'è che ti spingeva a dire, oh, questa cosa qua mi può dare un futuro?
ci starò per tanti anni. Cioè, è una cosa che è venuta normalmente o l'hai capito nel mentre? Ecco, è venuta, l'ho capita nel mentre, perché all'inizio ho fatto il gondoliere, ma facevo servizio di traghetto. Cos'è il traghetto a Venezia? È il servizio di trasporto pubblico con un gondolone, con una gondola più grossa, generalmente a 2 remi, per cui una poppa e una prua, e facevo trasporto delle persone da un lato all'altro del Canale Grande. Nello specifico, sì, lavoravo alla Cadoro. Ma c'è ancora questo servizio? C'è ancora, un po' più ridotto, perché? Perché questo era un servizio improntato alla cittadinanza, cioè un servizio che si dava alla cittadinanza, in questo caso alla Cadoro, per portare i veneziani al mercato del pesce e della frutta e viceversa. Poi ti dico, è andato un po' calando, perché è calata la popolazione, purtroppo. Siamo arrivati sotto i 50.000 adesso. Quando ero io, all'inizio, quando ho cominciato io a fare il gondoliere, la popolazione di Venezia si aggirava abbondantemente sopra i 100.000. Ma tu parli proprio di Venezia? Venezia centro storico. Ma dai, così tanti? Sì. Così tanti ce n'erano, ma adesso ce ne sono pochissimi. Ma dai, Infatti 50.000 sono tantissimi, Oddio, adesso sono pochi. Cioè, tu pensi che, insomma, da fuori, io da ignorante, sembra piccola Venezia? Sì. Io Sì. pensavo addirittura meno abitanti di 50.000. Ma anch'io, io pensavo 10.000, sai, 10-15.000. No. E ti dico che si vede Venezia spopolata adesso che sono sotto i 50.000, mentre quando era sopra i 100.000, quando ho cominciato io, le attività fervevano, tutti i negozi di tutti i tipi, cioè non era tutto improntato al turismo come adesso. Certo. Era tutto improntato alla venezianità, cioè il negozio di La vita normale. La vita Infatti normale. il gondoliere era appunto soprattutto per le famiglie inizialmente. Il gondoliere era il gondoliere di Casada, cioè faceva il servizio delle famiglie nobili. Le famiglie nobili. Mauro, ti chiedo se vuoi Facciamo. approfittarne per il brindisi. Vorrei approfittare, anche perché la birra bianca mi piace. Sì. Mi sa che questa parte la tagliamo. Ok. Tutto bene, Giulio? No, ma è andato di traverso. Aspetta un attimo. Non preoccupatevi, continuo io la trasmissione. Mi sono emozionato con Mauro. Dai. Scusatemi. Ci sono. Stavamo dicendo. Sì, della popolazione della... Sì. Poi una delle cose che mi è rimasto più impresso quando ho chiesto a tuo figlio, lo possiamo dire, conosco bene mamma mia, cavolo. Mauro da una vita, è stato il fatto che il lavoro del gondoliere, di là che sia una cosa unica, ho notato che dopo è stato trasmesso da padre a figlio. Ecco. Spiegami un po' anche questa Ecco, situazione. questa cosa te la spiego volentieri, nel senso che ti dico anche qualche piccolo segretuccio, nel senso, modo di dire nostro. Siamo qui per questo. Certo. Tanto non ci sente nessuno, possiamo dirlo, insomma. Allora, Sveliamo i Sveliamo segreti. i segreti. No, allora, il gondoliere generalmente era un mestiere che si trasmetteva da padre in figlio. Quando, come ti dicevo prima, io sono entrato a fare il gondoliere, non ero né figlio, né nipote, né parente di nessuno. Di Quindi praticamente tu sei di prima generazione? Primissima generazione, e vi dirò che anche a casa non erano molto contenti facessi questo lavoro qua, perché il gondoliere un tempo, negli anni bui della storia italiana, che nel dopoguerra eccetera, era un po' un mestiere, nel senso tendevano a bere un pochino, andavano per le osterie a Venezia, sai, goliardico se vogliamo dire, però certo. Un po' così. Allora quando ho detto che volevo fare il gondoliere non erano certamente d'accordo. Cioè, ti hanno visto come lavorare in discoteca. No, ecco. Esatto, fa conto. No, ma comunque, insomma, i gondolieri che nascono, cioè che vengono a fare questo lavoro qua, ma non sono figli o parenti di nessuno, vengono classificati con una parola veneziana che è un po' spregiativa, ma insomma per me è anche un orgoglio, nel senso che, visto come sono arrivato nel mio piccolo, insomma sono contento, si dice che sono un rancurà, cioè un raccolto. Noi siamo i volgarissimi rancurai, cioè i figli di nessuno, non siamo figli di gondoliere. Invece quelli del ceppo, Ok.
col palato blu sarebbero i gondolieri, figli di padri e di generazioni di gondolieri. Si sentono ovviamente. No, ma ovviamente c'è una storia dietro la famiglia, nulla da dire. Però insomma, adesso nel mio caso, mio figlio, se continuerà a fare questo lavoro qua, lui sarà di figlio di gondoliere, ecco, non come me. Sangue blu, quindi. Un semi-blu, un azzurro. Sarà un figlio d'arte. Un figlio d'arte, esatto. E tu come, cioè, al di là di tutte queste cose qua, no? Dopo entreremo sui particolari, perché veramente il gondoliere è una cultura infinita che parte dall'abbigliamento, da queste gerarchie che ci sono tra di loro, rispetto anche di posizione, no? Di zone. Della zona, sì, di pertinenza, sì. Qual è la cosa che secondo te hai detto in quegli anni lì, no, all'inizio, hai detto aspetta un attimo, qui c'è margine? Che hai detto cioè, forse ho fatto la scelta giusta, sto andando per la strada giusta. Sì. Perché 40 anni comunque, Sì. Cioè, io faccio 15.000 cose, sono giovane ancora, quindi sto sperimentando. Certo. E noto che se faccio troppo una cosa mi stanco subito. Quindi a me piace variare. Sì, che giusto. Mi stuzzica anche l'immaginazione. Perfetto. No? 40 anni, svegliarsi ogni mattina, fare la stessa strada, andare a fare lo stesso lavoro. Cioè, come hai vissuto questa cosa i primi anni? Anche perché eri giovane anche tu, no? Cavolo, e ti dico, ho messo piede dentro che avevo 17 anni. Mamma mia. E poi ho avuto il primo ufficiale posto di lavoro col mandato di volta, si chiama, cioè con la certificazione da parte del comune che potevo eseguire il lavoro di gondoliere nell'84 e avevo appena finito il militare, cioè 20 anni appena fatti, per cui ufficialmente da quando avevo 20 anni. Figata. E ho perso il filo del discorso. No, che stavo chiedendo dove hai notato, dove ho hai visto capito. margine, esatto. Allora ti dicevo che all'inizio io facevo traghetto, per cui il margine era anche un po' ristretto perché si limitava al trasporto di veneziani da una parte all'altra del canale. Poi però assieme c'era anche un servizio di nolo, cioè di gondola da noleggio per i turisti, e ho capito che lì potevo anche ampliare la mia posizione. Era un servizio anche un po' sofisticato, cioè era Sì. più sul personale. Sì, più sul personale, e potevi avere soddisfazione di riuscire a convincere delle persone a portarle in gondola, illustrare quello che è Venezia, insomma, che dobbiamo avere una preparazione di base, che poi uno se la affina più o meno, ma comunque c'è una preparazione di base su quello che è la storia e l'arte di Venezia. E poi dai, sfattiamo sto tabù. È vero, io che vengo dal Brasile, appena ho visto una gondola ho detto io non mi ci vedo lì. Per il colore? Per il colore? No, ma al di là del colore, però anche per il fatto, cioè, una paura di cadere. Cioè, perché la vedi stretta. Avete un equilibrio. E l'equilibrio si raggiunge, poi come tutti i mestieri, quando lo fai ti viene normale. Ovvio. Ma all'inizio non è facile. Facile. Vedervi così sulla punta, con questa cosa, mamma mia. Sai cosa? Dopo la gondola, dicevo sempre anche dal Vise, anche altri colleghi giovani, la gondola deve diventare un tutt'uno con te stesso. Certo. Quasi una parte del tuo corpo, per cui dopo ti senti sopra come se fossi tu stesso che ti muovi. Invece è una cosa di 11 metri, perché ricordiamo che 11 metri lunga una gondola, non è che sia... È come un camion, insomma, un bilico. Ma che peso ha una gondola? Allora una gondola vuota pesa circa 450 kg. Sì. 400 kg. Ma in acqua non li senti come fossero da trasportare a mano, chiaramente scivola, c'è un po' di attrito chiaramente dovuto all'acqua, ma insomma poi ci aggiungi le persone magari, non dico della tua stanza, ma si impegnano. Adesso ne portiamo 5, ma fino a qualche tempo fa ne portavamo 6. Quando arrivavano gli americani, che erano veramente enormi, omoni, grossi, grandi, 6 così, su una gondola diventava impegnativo. Però insomma dai, con l'esperienza poi impari a gestire un po' tutte le situazioni. Madonna. Infatti ho letto un articolo che appunto prima si potevano portare 5 persone, dopo visto che la popolazione ha iniziato un po' ad ingrassare è stata diminuita. Sì, 6 persone ingrassare. Sì, prima era 6 persone. C'è un motivo per cui io non ho mai fatto un giro in gondola. No, ma è anche da poco questa... Anzi sarà mia cura fartelo fare. Mai fatto. Lo farai. Non mi è neanche venuto mai in mente di provare. Alla tua dolce metà o a chi vorrai tu. Proveremo. Certo. Mauro, ti chiedo Come? di mettere la mano sotto banca e prendere il secondo oggetto. Va bene. Bene, mi piace fare questa chiacchierata perché sto imparando veramente cose nuove, soprattutto non me l'aspettavo. Attenzione. Pare di conoscerlo questo qua. Qua quanti ne avevi? Aspetta, facciamo vedere la telecamera, fai pure vedere.
Non fate confronti, per piacere, che siano impietosi. Grazie. Il giovane Mauro. Quanti ne avevi qui? Presumo di averne avuto 22, 21, 20, l'età di mio figlio. 22, 23, adesso non so dirti bene, non so di che hanno questa foto qua, non so se ce l'ha. Guarda, ti dico così, immaginandomi la situazione, sicuramente era un'altra Venezia. Sai cosa? Io ti dico, te l'ho detto prima, te lo ribadisco, era la Venezia, sì, dei turisti, ok, ma dei veneziani. Dei cittadini. Dei cittadini, delle calli frequentate da tanti veneziani, il mercato di Rialto del pesce e della frutta era pieno di veneziani. Adesso vedo delle foto su Facebook o passo io di là, è una semi-desolazione, è un disastro. Sì. Manca la gente. D'altra parte anch'io nell'89-90 sono andato via a Venezia, mi sono sposato e sono venuto ad abitare in terraferma, cioè in campagna, come diciamo noi a Venezia, certo. E tutto quello che è di là del ponte è campagna. Campagna. Perché io sono venuto a Spinea e siamo in Campagnolo. Io che sono da Milano, da Spinea, continuo a dire che sono di Venezia. Quindi. Va bene, ma noi siamo della provincia. Infatti loro quando sono con loro mi dicono sempre no, bro, noi siamo veneziani. Sì, il veneziano ha questo difetto qua. Io sono veneziano e ti riconosco che tenderebbe a dire no, ti dice Campagnolo, mi sono veneziano. No, la cosa che dicevi prima che mi ha un po' colpito è il fatto che forse magari una volta anche tra i figli o chi magari lavorava da tanti anni non vedevano il futuro, no? Da fare gondoliere. Esatto. Anche Alvise, che è il figlio di Mauro che conosco, che è un amico con cui ci collaboro, all'epoca lo conosco da quando ha 16 anni e non me ne ha mai parlato, non mi ha mai... E dal nulla invece ho notato che ha una passione spropositata, lo vedo anche preso bene, quindi... comunque ovviamente stai subentrando a tuo padre dopo 40 anni di lavoro, comunque, capito? Hai una responsabilità in più. Tu come l'hai vissuta sta cosa che Alvise ti viene a te e dice... O comunque, quando tu hai visto Alvise... Cioè, per me, secondo me, è una cosa enorme. Allora, ti dico come l'evoluzione di Alvise nel campo, diciamo, della voga, della gondola. E intanto l'ho portato in una società remiera, che è a Mestre, e l'ho consegnato nelle mani di un mio ex collega che era in pensione, ma faceva come, diciamo, attività sportiva, andava a vogare con la barca a remi a Mestre. Ho detto, guarda, se puoi aiutarmi per piacere a sgrezzarlo, perché è chiaro con il papà il comportamento certo. è un po' diverso, comincerebbe a essere un po' di contrasto, un po' di sì, facciamo dopo, e queste cose qua. Per quanto che vi sembra un bravo ragazzo, ma voglio dire, ci sono sempre questi atteggiamenti tra padre e figlio normale. Per quello l'ho fatto sgrezzare, se vogliamo usare questo termine un po' tecnico, da questo mio collega, e così l'ho preparato un po' alla volta ad avvicinarsi al mondo della voga. Certo. Cosa che io non avevo fatto, perché come ti ho detto prima non sapevo vogare alla Veneta. Sotto la cieca, e mi hanno insegnato i miei colleghi là, ma cosa ho fatto? Prendevo una barca vecchia, sempre da lavoro, una gondola, e andavo da solo in giro per i canali. Finché batti di qua, colpisci di là, va addosso di qua, dopo un po' la volta ho imparato da solo, più o meno. Invece qui è stato un po' agevolato, che giustamente attorno... E giustamente è stato agevolato e ha avuto un bravo maestro, che è stato questo mio amico, questo Beppi. E poi insomma, quando ho ritenuto che fosse il momento di portarlo vicino a me, l'ho preso e l'ho portato via con me con la gondola a vogare. No, guarda, io quando ho saputo questa storia, dopo ho visto che dopo dal Vise c'erano altri amici, poi ho scoperto che in realtà tutti quelli negli ultimi 20 anni che hanno lavorato hanno tutti figli abbastanza inseriti, sì, e strapresi bene da questa cosa. Allora ti dico che nel mio caso adesso c'è una cosa nuova di quest'ultimo anno e mezzo, e la conduzione familiare. Prima non esisteva. Da un anno e mezzo? Sì, da pochissimo, non esisteva. Ma dai. Ecco perché poi Alvise l'ho portato con me e ho detto adesso è il momento che tu impari a portare una gondola. La conduzione familiare che cos'è? Lui può sostituire il papà, non può lavorare per nessun altro, ma può sostituire me in caso di necessità o in caso di ferie o che ne so io, di qualsiasi cosa, anche di malattia se dovesse essere. Figata, no? Lui ha fatto degli esami pratici, teorici, insomma ha fatto tutto il suo corso, è venuto fuori bene, ha imparato un po' alla volta, si è migliorato nel tempo, insomma adesso è molto bravo. Perché poi dopo mi sono informato ovviamente anch'io su questo argomento del mondo gondolieri, cioè in realtà è un lavoro
che ti dà 10.000 sfaccettature di imparare un qualcosa, perché oltre a vogare o comunque stare attorno, comunque in quel mondo lì della gondola, lavori con stranieri, Sì. quindi le lingue. Sì. Quante lingue, Allora, bene o male, sai spiegarti? Ecco, bene o male. hai detto Bene o giusto. male, ho detto, bene o male, Allora, perché comunque tra giapponesi, cinesi, americani, spagnolo ti aiuta comunque, sì, no? no, sai cosa? Ci salva il fatto che perlomeno l'inglese è una lingua che un po' accomuna un po' tutti. Tutti, ovvio. Per fortuna a scuola, lo dico per scherzo, per fortuna, ho studiato francese che non mi serve quasi a niente. Ecco. Però con i francesi faccio abbastanza bella figura perché me la cavicchio. Poi l'inglese è un po' maccheronico, ma in qualche maniera me la cavo. Ci Tedesco, qualche ci facciamo parola. capire, ecco. Esatto. E in spagnolo, insomma, abbastanza similare all'italiano, per cui... Bene comunque, cavolo, perché comunque c'è... È similare al veneziano un po', dai. Esatto. Sì, c'è questa Diceva leggenda. Alberto Castagna. Basta parlare veneziano. No, più che altro è veramente... Dopo adesso entreremo più su specifico con altri, magari, con altri oggetti. Però, cioè, io la prima cosa che notai quando sono venuto a Venezia, proprio a visitare, sai, Sì. arrivi dal Brasile, la mamma ti porta a Venezia, questi colori, questo abbigliamento, cioè, voi siete sempre perfetti, impeccabili. Sì, sei anche troppo buono nei giudizi. Almeno Anche quelli che ho anche lavorato noi io. facciamo un po' d'acqua ogni tanto. Guarda, non insomma. vorrei dire una cavolata, però magari quelli più vicino a situazioni più importanti, Sì. non so, Piazza San Marco, Sì. Rialto, vedo veramente cappellino, maglietta, vestiti, cioè non è un lavoro dove tu vai con la maglietta da casa, no, cioè, spiegami un po', Ecco. c'è un criterio, c'è un dress code. Sì, esatto, una sorta di storia rapida dell'uniformologia, Certo. insomma. Quando sono entrato io in categoria era un po' tutto alla bonetta, alla buona, così, corpetto bianco, pantalone sempre nero, però insomma un po'... Poi gradualmente nel tempo si è raffinata la cosa, la maglia a righe c'era anche prima, però alle volte tolleravano anche il corpetto bianco, cosa che adesso sarebbe impensabile. Perché ci pensi, la maglia riga è uno status, no? Esatto. Se tu uno se lo mette, ti viene la battuta, fai marinaio, Esatto. cioè, capito? Hai Dopo- detto una cosa giusta. Hai detto una cosa giusta, adesso ti dico perché. Perché tutto quello che è l'uniforme del gondoliere, compreso il cappello di paglia, questo credo di dire una piccola curiosità che non molti sanno, non perché io sono più bravo, No, ma ne abbiamo bisogno. Siccome sono un po' appassionato di storia della Marina Militare, ecco che mi ricollego. Tutto questo deriva dell'uniforme delle marine militari antiche, nel caso specifico nostro italiano della Regia Marina, per cui il cappello di paglia lo portavano i marinai, che veniva chiamato cappello di palma, fatto di foglie di palma, sempre così con la falda larga tirato in su con il nastro, come abbiamo noi gondolieri, il corpetto sotto, la maglia a righe, e sopra la casacca alla marinaia, che è quella con il sorino dietro, come su questa fotografia qua, solo che questa portavamo con il corpetto bianco qua. Tutto quello deriva dall'uniforme della Marina, per cui abbiamo questa sorta di parentela un po' con la Marina. Ma quindi ci sono proprio negozi dove vendono questo abbigliamento? Assolutamente, sì, ci sono Dopo è negozi. diventato sì. iconico. Sì. È andato molto Ci sono negozi, specie in questi ultimi anni qua, ci sono negozi dove vendono proprio lo stesso identico abbigliamento nostro, non è che sono copie con il logo, perché adesso abbiamo il logo anche con l'associazione gondolieri, sì, molto bello. E per cui uno se vuole può comprarsi la maglia riga, la casacca e tutto il E resto. c'è un numero in quanti siete? Sì, il numero è fisso, per il momento è fisso a 434 titolari di licenza. Sono tantissimi comunque. Ma di questi 434 ci sono donne? Ci sono donne, sì, ci sono Pensa. donne. Che figata. Ci sono donne e la numero uno è stata Giorgia Boscolo, che è mamma di 3 figli, fra l'altro, e lavora al traghetto di San Tomà, per cui lei trasporta anche lei persone da una parte all'altra canale e poi alla gondola per fare i giri con i clienti. Ma con i dai, che turisti. figata. Sì. C'è anche una donna. Una donna, ma adesso con i nuovi concorsi, con le conduzioni familiari, come ho fatto anch'io con mio figlio, ci sono altre ragazze che sono entrate, per che cui figo. ne vedremo ancora. Quindi si sta espandendo comunque, è una cultura che in realtà si sta negli anni si sta espandendo, sì. sempre di più. Sì, assolutamente. Figata, quindi abbiamo fatto bene a chiamarti perché stiamo parlando di un argomento che forse nessuno lo sa. Tanto ragazzi, Esatto, salute. Noi, Mauro, Sempre, sempre un piacere vederti. Ma Bene, non mi sta piacendo, è arrivato il momento quindi di prendere anche il tè.
terzo Ah. oggetto. Vado a pesca. Ci sono ancora 3 chicche. Ok. Però questa della donna mi sfuggiva. Scusami, devo aiutarmi con l'altro. Vai. Attenzione, bello questo, Il manuale del gondoliere. Chiunque ha pensato a questi oggetti questa volta ha spaccato, perché sono oggetti veramente carini. Fai vedere pure la telecamera. Il manuale del perfetto gondoliere. Perfetto non lo Il dico, manuale, del allora, gondoliere. praticamente, metti caso, tu arrivi un giorno, ti chiamano e ti dicono: guarda Mauro, 40 anni che eserciti questo servizio, hai passione, hai fatto 1000 cose, ci scriveresti un libro sul manuale del gondoliere. Citami secondo te, guarda, ti vengo incontro, 3, le prime 3 regole fondamentali secondo te che serve oggi ad un ragazzo che sta intraprendendo come Elvise col suo papà, insomma, o comunque entra o comunque vuole conoscere un po', no? questo mestiere, questa passione. Quali sono le prime 3 cose che tu dici, guarda, in 40 anni queste 3 cose sono state fondamentali? Te le dico da gondoliere, ma te le dico anche da genitore. La prima cosa è l'umiltà. Uno deve entrare a profilo basso. Non dico essere a capo chino, insomma, voglio dire, però essere una persona umile che sa raccogliere anche dei rimproveri eventualmente, o anche di complimenti, ma comunque stare a un livello basso. Poi cosa posso dirti? Il rispetto per il prossimo, per i coetanei, per gli adulti, per il cliente. Perché chi ci dà da mangiare è il turista, il cliente, insomma, Certo. bisogna avere rispetto anche di loro, non è che possiamo Assolutamente. prendere a calci o... Tante volte ci siamo trovati davanti a situazioni un po' particolari, ma abbiamo sempre un po' ammorbidito le cose, anche perché Certo. insomma sono il nostro pane. Terza cosa posso dirti? La passione, indubbiamente, perché è un mestiere che ha bisogno della passione e poi direi anche una quarta che ci va anche abbastanza a fianco. Vai, nel senso, aggiungi. no, aggiungo un po' di fisico, nel senso che bisogna essere un po' pronti a situazioni un po' Sì, particolari. diciamo che è anche uno sport, cioè, può essere visto che come... Sì, gioco forza è anche uno sport perché infatti moltissimi clienti mi dicono ma lei non ha bisogno di fare palestra perché la fa già qua tutto il giorno. È vero in parte perché in effetti usiamo sempre le stesse parti del corpo, ma Certo. è vero anche che stando in piedi, muovendo le gambe, spingendosi con la gamba, le braccia, tutto quanto, insomma siamo Ti aiuta abbastanza attivi. assolutamente. Con il vento c'è molta fatica da fare, ecco perché dicevo prima del discorso del fisico, perché ci vuole anche un po' di forza. La tecnica è importante, ma la forza serve, perché altrimenti si fa poca strada. Allora, io su questo, infatti, ma si vede che comunque voi avete sempre 2 spalle. Beh, 2 adesso io non braccia. ho, magari ce n'è chi le ha più grande, però ce n'è chi le ha più grande, insomma. Però Mauro, sono abbastanza- perdonami, Sì. ora devo sdrammatizzare. Drammatizza pure, vai tranquillo. Sarai caduto qualche volta. Sì, cavolo, mamma mia. Allora io dico sempre quando me lo dicono, ma lei è caduto in acqua? Hai voglia. È come il calzolaio che non si è mai pestato il dito Vabbè, col martello. ma in quel Impossibile. caso lì- Uno che pianta chiodi. Certo, ma in quel caso lì, finita la giornata, vai a cambiarti i ritorni. È quello. Dipende. Se è estate e riesci a completare il giro e anche se sei bagnato, insomma, arrivi fino al posto di lavoro, poi ti cambi là. Se è inverno devi fermarti con la barca, insomma, in qualche maniera, o vai a casa, nel mio caso sarebbe un po' difficile perché cosa facciamo noi campagnoli di terraferma? Ecco. Portiamo a bordo, nella gondola, un sacchetto con il ricambio, pantaloni di ricambio, maglia di Ma ricambio. prassi questo. È meglio averlo a bordo, anche perché puoi prendere la pioggia, puoi prendere una pioggia, Infatti, con la pioggia, come al tempo, voi cosa te la fate? becchi. Allora, io non parto se sta piovendo, però se durante il giro piove, te la prendi. Te la prendi. L'unica cosa Te che- e anche il cliente? Sì, ma i clienti delle volte hanno l'ombrello e tu sei là con le 2 mani occupate con il remo, non puoi usare le mani altrimenti, voglio dire. Però abbiamo il cappello che insomma è il cappello di paglia, Beh, quantomeno ti Ma salva. anche in caso di tanto vento, così si evita di fare dei giri o... È una bella domanda questa qua, nel senso che è una domanda giusta. Con il vento forte il gondoliere che ha zucche in testa evita di fare il giro. Poi c'è lo spericolato, c'è quello il temerario, quello che vuole fare, però è molto pericoloso perché la barca, il problema della gondola qual è? Che a parte la lunghezza è piatta. Di conseguenza, se È prendi questione un di equilibrio. colpo di vento laterale, scarroccia, cioè si muove lateralmente e la perdi. Cioè tu sei con un remo che in confronto alla gondola di 11 metri, lui è una paglia, però tu devi
portarla tutta quanta, indirizzarla a essere controvento con la prua al vento, altrimenti la perdi. Per cui se il vento è moderato ce la fai bene, se è troppo forte, anche io con la mia esperienza non lavoro. Quindi se capita il periodo brutto, diciamo, no? Insomma, che sai che per 2 settimane c'era brutto tempo, Sì, è un po' una rottura. È un normale, fa parte del mestiere, infatti Fa parte lo del dico mestiere. sempre ad Alvise, che mi dice, ho peccato domani brutto tempo, Alvise, succede, e che adesso gli inverni sono molto morbidi, Certo, gli inverni una miei, volta- sembro il nonno di Heidi, ma è la verità, cioè gli inverni nostri erano inverni potenti, quando andavi al traghetto la mattina a fare l'apertura alle 6:30, 7 del mattino, i pali erano ghiacciati, i pali colavano l'acqua della notte, l'umidità si ghiacciava, tutto era ghiacciato, in barca dovevi togliere il ghiaccio, mettere il sale, lavoravamo con la neve, con la quadra, c'è un disastro. Comunque siamo qua. E se un remo sfortunatamente cade e ci troviamo La voce fuori campo oggi La voce fuori campo sta è dicendo attiva, delle cose pure, è no? attiva. Belle, giuste. Approvo anche questa domanda qua della voce. Grazie voce. Prego. Allora il remo cade in acqua, ma può anche rompersi, perché un remo è di legno, con lo sforzo quel magari caso? durante il vento che ti dicevo prima, tu spingi sul remo, se si spacca può succedere. Cosa fai? Perderesti completamente la possibilità di guidare la gondola e di vogarla. È un remo di ricambio che generalmente è sotto dove uno voga, sotto la poppa della barca, infilato c'è un altro remo di ricambio. Come se fosse un ruotino di scorta. Come in fosse un pratica. rotino di scorda. Sta voce è forte però. Sì, è spacca. Ha studiato. studiato la voce. Adesso non voglio fare l'ignorante della situa, Ma no, ok? ma cosa ignorante. Però io spero di non sbagliare, però quando ho visto questi personaggi su questa gondola, ho detto cavolo, è una cosa veramente... Io ho sempre pensato che voi avevate il remo che toccava a terra. Ma no, non sei l'unico, non è che ti devi definire ignorante. Cioè, io ho detto... Sì, loro no, ho cosa capito, fanno? certo. Si attaccano giù e vanno avanti. Quello che capito? diciamo noi a Venezia, parare, cioè prendere il remo e spingersi sul fondale, che nel caso nostro sarebbe impossibile, perché essendo un remo con la pala larga e stretta, se io mi appoggio sul fondo, si incastra il remo, non lo tiro più via, e io per tirarlo vado dietro al remo e vado in acqua. Sì, è un classico. Per cui Io noi invece ero non tocchiamo... convinto. No, certo, ma questa è una domanda che sovente me la porgono, e ti dico, generalmente me la dicono, io dico no, non tocchiamo il fondo, anzi se lo tocchiamo delle volte è un problema per noi, anche perché un'altra cosa, oltre che incastrarsi il remo, se io tocco il fondale, il remo che è appoggiato sullo scalmo, che ti ricordo, se non lo sai già te lo dico così visto che siamo in discorso, vai. si chiama forcola. La forcola è un blocco unico di noce di circa 80-90 centimetri, un tronco, fa conto, dal tronco viene scavata proprio la forma, che è un'opera d'arte secondo me, chi ha pazienza vada a vedersela, perché la forcola della gondola è bellissima, consente 7 tipi di posizioni diverse, per cui voga indietro, voga avanti, fermo, lato, eccetera. Che figata. Bene. Se io vado a toccare il fondale con il remo, che è appoggiato sullo scalmo, che è come una C, ok? Qui c'è il remo dentro, toccando fuoriesce dallo scalmo e vado in avanti e o cado in barca. Avete tipo una o vado in specie acqua. di... come si dice... Questa C che lei dice, come si chiama? Può essere vista che come La forcola. una forcola. Si chiama morso, dove appoggiamo il remo. Se esce da là, vado in acqua. Per cui ecco che non dobbiamo toccare, se dobbiamo evitare di toccare il fondo. Assurdo. No, c'è un'altra domanda tipica da fare, ma la farò alla fine, che so che ti piacerà questa domanda. Mauro, ti chiedo, mano sto banco per il quarto oggetto. Va bene? Quante cose che sto imparando oggi. Mi è rimasta in testa la donna gondoliera, che non l'ho mai vista, mi è rimasta in È testa. veramente una brava ragazza, fra l'altro. Non te l'aspettavi questa? Non mi aspettavo niente in realtà. Indiana Jones, perché Indiana Jones? Spiegami. Cioè, nel senso, comunque Venezia è il teatro, comunque simbolo in tutto il mondo, comunque di essere una città storica e unica, perché comunque siamo in una situazione unica al mondo veramente. Infatti in giro per il mondo ci sono svariate piccole Venezie. Io quando sono arrivato qui sono rimasto estremamente colpito, perché sembra di vivere su un dipinto. Hai ragione. E questo dipinto l'ho visto in svariate situazioni, dove ho saputo che c'è stata anche lei. Raccontaci un po' di questo... Allora, tu vuoi sapere di Indiana Jones?
Sì, Indiana Jones e tutte le esperienze che comunque che tu sai in 40 anni, provate a immaginare in 40 anni quanti film, pellicole, serie, tantissime, quante cose sono state anche fatte. prima, ma comunque durante questi anni ne ho viste tante. Vabbè, per dirti di Indiana Jones è stata un'esperienza indimenticabile, devo dire la verità, perché siamo stati scelti in 10 gondolieri. Su all'epoca sicuramente 400. Sì, sui 400 eravamo comunque. Dello Stazio, allora lavoravo allo Stazio del Danieli, dove c'è l'Hotel Danieli a Venezia. Madonna, quindi posizione top. Posizione top, e siamo stati scelti dalla produzione di Indiana Jones, per cui da Spielberg e compagnia cantante, per fare le comparse di questo film che in parte veniva girato a Venezia. Che figata. E sicuramente vanno in cerca anche dei più, no? Sì, è venuto a fare un casting qualcuno della produzione, ha visto le facce, dico, allora avevo questa faccia qua che avete visto sulla foto, quindi, insomma, sembra, diciamo che guarda che li porti bene comunque, sì, dai, sì. Grazie. È un L'ho giovanotto, pagato, ragazzi. l'ho pagato. Allora sì, ci hanno scelto in 10, siamo andati a fare queste comparse, è stata un'esperienza unica. E abbiamo girato sul Canale Grande e anche in altre zone. Ti do qualche piccola curiosità: Spielberg è stato un perfezionista, perché lui ha fatto togliere tutte le antenne dal campo San Barnaba, dove nel film risulta essere la biblioteca, che in realtà non è una biblioteca, è una chiesa, e pur non venendo fuori l'inquadratura dei tetti, lui ha fatto togliere tutte le antenne televisive, perché negli anni 30 ovviamente non c'erano, certo, pagando le persone per il disturbo e quant'altro. Un lavoraccio. Un lavoraccio. E pensa che nel mio abito, nel mio uniforme da gondoliere, avevo i pantaloni bianchi, contrariamente al solito, quelli neri, e li ho ancora in soffitta, e sono con i ganci di ottone, non sono neanche con i bottoni normali, come se uno potesse vedere i pantaloni come sono di quello che è nella compagnia. Voglio dirti, ha curato i minimi particolari. Stiamo parlando comunque di un mostro Sì. del cinema, quindi. Ma è stata la tua unica esperienza o magari ne hai avute altre? Però questa è stata la più importante. Ti dico l'ultima cosa su questo film qua. Vai, anzi scusami tu. No. E siamo stati gli unici a mangiare a tavola con Harrison Ford, che è stata una cosa, insomma. Ma dai, sì. Questa è una soddisfazione enorme. Gli altri mangiavano, tutte le altre comparse mangiavano col cestino. Noi gondolieri siamo stati gli unici a sedersi al tavolo con Harrison e l'attrice, che non ricordo il nome, ammetto l'ignoranza, la bionda. Sì, ho capito, che mi ricordo però. Sì, è stata comunque una bella esperienza, insomma. E dopo abbiamo girato altre cose, insomma. Comunque dai, possiamo dirlo, Mauro, tu comunque sei un pezzo importante comunque di questo lavoro. È giusto dirlo, comunque 40 un pezzo anni. Vintage. Cioè, secondo me comunque è importante essere anche consapevoli, no, delle cose fatte. Prima gli stavo facendo vedere lo studio, che questo studio qua è nato in 4 anni con i sacrifici fatti da me e da tutte le persone che amano, insomma, questo intrattenimento. E gli dicevo a lui che comunque ho fatto a meno di tante cose per avere oggi magari uno studio, avere una situazione così. La passione è l'anima di tutto, insomma. Non immagino minimamente i sacrifici che magari Mauro ha fatto a 20 anni o comunque. Cioè, diciamo che tu hai iniziato a fare questa cosa qua mentre si stava espandendo, se non ho capito. Sì. Al massimo anche proprio la cultura, oltre che al lavoro, proprio la cultura del insomma, perfezionarsi piano piano su dall'abbigliamento alle cose. Secondo me c'è stato un'escalation in positivo di questo. È una cosa secondo me veramente unica al mondo, ma non è unica al mondo perché è un lavoro unico, perché c'è a Venezia, ma perché noto e vedo che ci sono pochi lavori che ti possano permettere di curarti anche l'aspetto, curarti anche fisicamente, imparare magari delle lingue. Cioè, secondo me ci sono quei tipi di lavoro che dopo un po', scusi se mi permetto, bisogna anche essere fortunati, no? di dire che mi è capitato questo, ma scherzi. Quindi a mio figlio darò questi esempi, alla mia famiglia darò questi esempi, io comunque imparerò tot, comunque una figata unica, perché non c'è una scuola giusto per diventare gondolieri. Allora adesso, a differenza di una volta dove non c'era la scuola, adesso c'è una scuola, però insomma secondo me vale sempre la regola del... Ragazzi, sarò il primo nero gondoliere. No, qua ti devo mentire.
Non è vero. Sì. Me lo devi presentare. Voglio fare il giro con... Guarda che lui non è nero, è caffè latte. Non è vero, veramente c'è un ragazzo di... Sì, ci sono ragazzi figli di matrimoni con misti, dai, con matrimoni con che figata. brasiliani, appunto, la moglie brasiliana, oppure di Santo Domingo, eccetera. Per cui... C'è un gondoliere mezzo brasiliano e non lo sapevo. Sì, c'è. Anzi, sono due fratelli veramente. Sì, Addirittura. ci sono. Figata. Vedi? Faccio parte anch'io. Ci sono parenti tuoi. Assurdo, veramente. Su 400 c'è anche Sì. della Sud America. Sì, Figo sì, sta cosa. Mi gasa sempre di più perché secondo me se ne parla sempre pochi di questi personaggi che in realtà fanno parte per anni e ne faranno parte per tantissimi altri anni. Ce l'auguriamo finché resta a Venezia, insomma. Sì. Quindi... Se abbiamo... Dai, bene, veramente insomma. figata. Comunque io prima di oggi pensavo che il gondoliere, cioè, per forza doveva essere tramandato di generazione in generazione, Anch'io? invece no. Sì, in effetti sì, è giusto quello che dici, era così, ma non è più da diversi anni, perché ti dico, ho fatto tempo anch'io a entrare che non ero figlio di gondoliere, ma come dicevo prima sono entrato in un momento dove c'era anche un po' di bisogno. Di ricambio, Certo. di carne fresca, se vogliamo dire, perché era un po' stantia la categoria, e per cui ben venga, insomma, sono arrivati questi ragazzi qua che non avevano parentele da vantare, ma insomma avevano voglia di fare, insomma, ecco. No, ma veramente figo e sono super contento di aver fatto questa scelta insieme al team, di sentire comunque una persona, ripeto, che fa un lavoro, al di là che sia unico al mondo, è più quello che c'è attorno. Sì, assolutamente. Sai cosa? Alle volte mi rendo conto, io sono con la gondola in piazza San Marco dopo diversi anni, insomma, solo lì. Sì, zona super... Bella zona, ma soprattutto al di là del discorso professionale, bello il posto dove sei. Cioè il mio ufficio, quando io mi giro, il mio ufficio è il bacino di San Marco. Guarda, te lo dico da veneziano e da gondoliere, che dovrei essere stufo di vedere quelle cose là perché le vedi sempre. Ho i brividi a pensare ai tramonti che ho visto io là. Quando lavoravo, dove ti ho detto prima, al traghetto della Cadoro, nel Canale Grande, era diverso. Certo. Lì avevo i palazzi che occludevano la vista, qui invece ho avuto la possibilità di vedere proprio degli spazi aperti con dei tramonti pazzeschi, su una superficie così del bacino di San Marco, con il contorno del Palazzo Ducale, San Giorgio, la Chiesa della Salute, cioè una cosa stratosferica. unica al Sì, mondo, c'è poco da dire, ci sono milioni di persone che vengono all'anno a Venezia per vedere quello che tu hai visto per 40 anni, Sì. quindi ti fa... E dopo tutto questo tempo è sempre emozionante. Sì, è poi emozionante. lo sento, lo noto che No, è comunque lui... emozionante, devo dire la verità. Dopo ci sono altre cose che mi emozionano meno, anzi sono un po' seccato di vederle, ma cosa vuoi? Questo fa parte un po' della routine. No, dai, raccontaci cos'è che ti secca, che magari non vorresti vedere nel tuo lavoro. No, che dopo la gente pensa, racconti solo la parte bella, no? In ogni cosa c'è la mi parte dispiace bella. vedere quando vedo qualcosa in acqua, che la gente butta in acqua. Non diamo colpa sempre ai turisti, possono essere i veneziani, buttano la bottiglia di plastica, buttano il sacchetto, oppure i turisti stessi, come dicevo, insomma, può essere anche il maleducato, c'è dappertutto. Poi anche la ressa delle volte mi dà fastidio ormai. Ecco, con l'età, con l'anzianità, anche la confusione dei periodi clou, come il carnevale, come Pasqua. No, il carnevale non immagino, Ecco. non immagino come... Cioè, io sono felice che quest'anno qua il carnevale, dopo tanti anni, non lo vedo, lo vede Alvise, perché io sinceramente... È fregato, scusatemi, ma ho dato. Hai dato. E perché la ressa è notevole, anche quando poi torni a casa la sera, non ti dico il giorno del Redentore, cose pazzesche, cioè sono cose che dopo non ne puoi più, Sì. però quello che poi ti ripaga è tutto il resto, insomma, l'ambientazione dove giri. Cioè, dopo tanti anni alzo la testa e vedo qualcosa che non avevo mai notato prima, sugli stessi canali che faccio, giro di qua, cavolo, ma là c'è quel balcone fatto così capisci? Cioè Venezia è proprio uno stimolo continuo, uno scoprire continuo, esatto. No, ma si vede quando... Poi ovviamente chi ci lavora tutti i giorni, come hai detto anche tu, vedi determinate cose che uno che va una volta ogni 2 mesi non vede, giustamente. Però cioè, lo noto, lo vedo che secondo me bisognerebbe esprimersi di più
in questa maniera come lo stai facendo tu, anche per dare più valore anche a quello che è lo stesso bacino di Venezia. Venezia, secondo me, quando abbiamo inventato questo podcast, abbiamo voluto in primis a dire, magari avevo tante conoscenze fuori da Venezia, capito? O da Padova, dal Veneto, che noi qui, tra l'altro io mi sento veneziano e sono stato acquisito all'età di 11 anni e piano piano mi sono trasformato e ho iniziato a guardare attorno al territorio dove siamo e ho scoperto che siamo comunque i primi in Italia per la questione dei tessuti, quindi le più grandi brand in Italia, nel mondo, vengono qui in Veneto da noi, scarpe uguale e tante altre cose, quindi voglio parlare di questo, uno per arricchirmi in primis me e il team che abbiamo attorno, e secondo, secondo me è un intrattenimento che mancava, un po' parlare della situazione di oggi, che ormai la gente vuole sempre parlare delle cose brutte o quelle che fanno scalpore, fanno notizia, esatto, è vero, hai ragione. Invece noi no, noi vogliamo in primis conoscere persone come te che hai dedicato questo onore che mi hai dato, insomma, voglio dire, spero di non aver annoiato con questi racconti. Ma figurati. Assolutamente no. Grazie, perché anche voce. Noi da veneziani abbiamo imparato tantissimo. Grazie troppo. Allora c'è l'ultima domanda che devo fare, che ce li ho qua da 10 anni. Allora, se non ti spiace vado a casa. No! Grazie a tutti, buonasera. Scherzavo. C'è una domanda che, ripeto, non voglio fare l'ignorante. Facciamo come Mike, buongiorno, vai. Ma il Mose Sì. viene chiamato così perché c'entra Mosè che sparge le acque? Beh, è in effetti un gioco di parole dove... No, ma in effetti non è Io devo domanda. capire sta cosa. No, è un acronimo in realtà. È un acronimo, adesso mi coglie anche un po' impreparato, non mi ricordo. Se volete ve lo trovo. Ecco. Attenzione, preparatissima oggi. Assurdo. No, perché è una cosa che ho sempre chiesto, ma si chiama Mose? Ma l'hanno fatto bene, hanno fatto una cosa ad hoc, secondo me. Secondo me o è venuto a caso l'acronimo. Ma non lo so, però adesso te lo devo... Mose ecco. è l'acronimo di Modulo Sperimentale Elettromeccanico. Assurdo. Non me lo ricordavo, dico la verità. Assurdo. Quindi siamo noi che lo assembliamo, ma magari no. Ma secondo me l'hanno fatto con questo gioco di parole qua, per dare l'idea che, siccome Mosè nella Bibbia divide le acque del Mar Rosso, evidentemente... Ci stava anche, no? È perfetto, ok, è bene perfetto. ragazzi, siamo io e altri, spero, tante persone che avevano questo dubbio. L'abbiamo tolto. Mauro, prima di chiudere vorrei chiederti l'ultima domanda. Non era questa l'ultima domanda? No, questa era l'ultima curiosità. Ma c'è l'ultimo oggetto in verità? Sì, c'è l'ultimo oggetto, innanzitutto. Quindi Vado? Vai, prendi l'ultimo oggetto. Aspetta, perché è sempre più da fra poco... Bravo, però la voce fuori campo ho già spaccato. La voce fuori Comunque campo sì, è il forte. nome Mose è riferito all'episodio biblico del passaggio del Mar Rosso, Eccolo là, vedi? Pensa. in cui si racconta che Mosè Attenzione. divise le acque. Ragazzi, qua la chiamiamo L'ombrello giallo. giallo, l'ombrello sta anche per un po', stavamo parlando già prima, no, di quando insomma si lavora, c'è brutto tempo, però mi collego all'ombrello anche acqua alta. Mamma mia. Era prima del Mose. 40 anni, quante ne hai viste? Sì. Quante ne hai viste? E soprattutto per il tuo lavoro, no, delle gondoliere, È un problema enorme. Un problema enorme, nel senso che quando ci sono maree un po' elevate, un po' sopra la riga, dobbiamo fermarci, perché non passiamo da nessuna parte. È anche pericoloso. Sì, non passiamo. Allora, per passare la tecnica qual è? Fino a un certo punto inclini la barca. Già la barca è inclinata di suo, perché non è perfettamente simmetrica, ma è asimmetrica, pende dal lato destro, ok? Lei non viaggia mai dritta in acqua, sta sempre inclinata a destra. Per passare sotto il ponte, tu devi ulteriormente caricare il peso sulla parte destra, cioè dove c'è la forcola che ti spiegavo prima, dove appoggi il remo. Con la gamba vado sulla parte destra, inclino la barca, il ferro della gondola, che è quello davanti, si abbassa e recuperi circa una decina di centimetri. Questo fino a certe maree. Con altre maree, l'ho fatto un sacco di volte, ti arrampichi fino sulla prua per caricare con il tuo peso la prua della barca, per far passare sotto il ferro. Dopo ritorni indietro e fai passare la poppa sotto il ponte. Cioè, delle volte mi sono reso conto che facciamo delle cose da funamboli,
Però sono cose che per noi sono normali, non è che siamo di super. Certo, è cose del lavoro. È cose del lavoro che poi impari a fare. Bisogna proprio veramente creare un legame con la gondola. Sì, come dicevo prima, deve essere un tutt'uno. Sì, diventa parte tua. Poi ti dico una cosa di quello che penso della gondola. La gondola è come una donna, adesso non me ne vogliono, non è un discorso maschilista, attenzione, non voglio fare delle donne, anzi ho massimo rispetto per le donne, ma è come una donna nel senso buono, va accarezzata, va accudita, va coccolata, ma ogni tanto bisogna dare una mezza, no, leggera, una mezza, cioè, come dire, sei come il cavallino con fili resi. Spronarla, esatto. Top. Veramente è stato no, non penso. No, dai. No. Grazie a voce, questa voce fantastica. Sì, veramente. Mauro, è stato strafigo, oltre che piacevole. Si è già passato il tempo. Pazzesco. Sì. Ho imparato tantissimo perché non sapevo metà delle cose che mi hai detto. Cioè, mi è rimasto, ripeto, la donna gondoliere e il brasiliano. Ce n'è ancora da imparare sicuramente. Sicuro, figurati, un'ora non potremo mai raccontare l'esperienza di una persona di 40 anni che ha dedicato tutta la sua vita. Tu per fortuna non mi ha fatto altre domande. Sono stato bravo, dai, sono stato bravo perché se no scopriamo di quelle cose pazzesche. Al di là di tutte le cose che ci potevamo chiedere, alla fine noi abbiamo chiesto quello che secondo me una persona si può anche fare delle domande, no? Come funziona, come è nato, come entra uno a far parte di questo circolo, le varie situazioni che uno deve anche riuscire continuamente a aggiornarsi, no? Sì. Perché 40 anni sono tanti, ma al di là dei 40 anni sono comunque situazioni come hai detto anche tu, trovi il cliente magari un po' euforico, o il tempo che non va, esatto. o la ressa comunque del rendentore carnevale, comunque sia, ti ha portato sicuramente ad avere degli equilibri, degli squilibri, che sicuramente nel tempo te la sei cavata. Secondo me, come dicevo già al Vise, sei sicuramente una persona super rispettata a Venezia. E sicuramente per arrivare ad oggi avere comunque una posizione come quella che hai davanti a San Marco non è per caso, ok? Anche perché stiamo parlando del punto cardine di Rialto e San Marco sono i punti centrali di Venezia, quindi ti fa onore, quindi complimenti ancora, è stato veramente un piacere enorme, anche perché sei un genitore, ripeto, di un ragazzo che ci siamo conosciuti anni fa. Io ero più giovane, tu eri più piccolo. Però ero sempre così grosso, se me lo ricordo. Sì, non è Quindi Mauro è stato veramente un piacere enorme. Anche per me, è stato un grande piacere. E niente raga, spero che vi sia piaciuto anche a voi. Ci vediamo alla prossima puntata di Sottobanco e un saluto alla grandissima Voce Fuori Campo che oggi ha spaccato. Brava la Voce Fuori Campo. Grazie a voi e alla prossima. Se servono eventualmente autografi con 5 euro. Ragazzi, da Sottobanco con Mauro un saluto, che sarà la puntata sul gondoliere e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, vi aspetto a Venezia. Ciao.